Francesco, canale 10, 363, 30 docente, Caserta. Rispondo alle domande delle parti. Prego, pubblico ministero. Preliminarmente, Presidente, solo per velocizzare l'esame, se vi sono accordi acquisitivi con la difesa in relazione al verbale delle dichiarazioni rese dal Cantone Francesco all'udienza del 13/1/2012 nel processo a carico Alfani Remo più altri fino a pagina 55, quinto rigo. Il problema è questo, io non ho problemi, che nel corso di questo esame a un certo punto parla dei rapporti, di quanto sua conoscenza circa i rapporti relativi al mio assistito Nicola Cosettino. Quindi se il Tribunale ritiene che si possa acquisire fino a pagina 54, perché su questo non do alcun alconso... 55 quinto rigo. Sì, insomma, secondo la indicazione più precisa del pubblico ministero. Beh, se lo formulate in questi termini, l'accordo il Tribunale ne prende atto e acquisisce parzialmente. Sì, Presidente, mi scusi, era mancata prima la produzione materiale dei verbali di interrogatorio resi da Bigegnetti Domenico, i verbali d'udienza di cui c'è l'accordo acquisitivo. Vabbè, allora c'è questo accordo per le prime sì, fino a 54. Quinto rigo, sì. Va bene, prendiamo atto, il Tribunale acquisisce. Andiamo avanti. Allora, buongiorno signor Cantone, alcune domande preliminari. Senta, lei ha iniziato a collaborare con la giustizia a partire da quale data? 2010 maggio. Era detenuto o libero quando ha iniziato la sua collaborazione? Non ho capito. Era detenuto o libero quando ha iniziato a collaborare? Era detenuto. Per quali delitti? Per associazione e espressione e omicidio. Quanto tempo prima era stato tratto in arresto? Il 2006. Sono stato 4 anni prima. 4 anni in carcere, quindi dal 2006 in poi è rimasto detenuto. Sì. Senta, prima del 2006 ha patito altre carcerazioni? Sì, sono stato un'altra volta in carcere a Venezia Irpini, dal 2000 al 2004. Per quali reati? Associazione e espressione. Quindi dal 2000 al 2004 è stato detenuto ininterrottamente? Sì. Prima del 2000 ha patito altre detenzioni? 97-99. 98. 97 e 98. È stato detenuto. Per quali reati? Sempre associazione e espressione. Quindi è stato libero in quei frangenti che si possono cogliere. Senta, vorrei comprendere, lei è stato affiliato da chi al clan dei Casalesi? Al clan Bidognetti. Quando è nata la sua affiliazione? Qual è l'origine? Io faccio parte dal clan, prima dalla nuova famiglia di Bardellino, dal 1982. Poi dalla nuova famiglia ho fatto il passaggio con De Falco. Poi da De Falco ho passato con Bidognetti. Quando è che è passato con Bidognetti? Sì. Quando è che è passato con Bidognetti? In che periodo? Nel 1988-89. Fino a che periodo è rimasto con il gruppo Bidognetti? Fino al 95-96. Poi che cosa ha fatto dal 95-96? Dal 95-96 abbiamo fatto un gruppo autonomo, però capeggiato da Michele Zaccaria, che aveva contatto solo con Michele Zaccaria. Quindi si è scisso dal gruppo Bidognetti? Sì. Insieme ad altri? Sì, insieme ad altri componenti. Chi? Di Parete, Pediciello di Parete, Perara. Però solo con Bidognetti, perché con gli scioperi non stavamo in scissione, voglio dire, stavamo d'accordo, però sotto non facevamo vedere. Ho capito, non facevate vedere perché? Qualche cosa. Perché non facevate vedere?
E perché non facevamo vedere a Bitognette che stavamo pace con i Schiavoni, però con i Schiavoni stavamo pace, con i Schiavoni, con De Simone, tutti. Mi scusi, cerchi di spiegarsi meglio, spieghi meglio quali sono, quando è che diciamo si è separato da Bidognetti Francesco e come a partire dalla sua separazione quali erano i rapporti con il gruppo con cui aveva fatto parte prima. Allora, i gruppi ci siamo distaccati da Bitognette Francesco nel 1995, fino al 1995. E poi abbiamo formato i gruppi con Felicino Domenico di Parete. Poi stava ancora prima della collaborazione di De Simone, con De Simone che non avevamo formato il gruppo, però voglio dire non c'aveva niente contro di noi De Simone e noi niente contro di lui. E la stessa cosa valeva anche con i Schiavoni, ci stava andando un'ambasciata che i Schiavoni non venivano contro di noi e non andavano contro di loro. C'era stata solo una scissione per Bitognette che ci avevamo distaccati. Ho capito. Quindi a partire da questo periodo 95 lei praticamente, innanzitutto è tardo, inizio o tardo 95, nei primi anni o primi mesi o ultimi mesi? Quasi gli ultimi mesi. Quindi la fine del 95. Senta, quindi a partire dalla fine del 95 gli ordini li prendevate da altre persone, non più dai capi reggenti del gruppo Bidognetti? No, gli ordini non li prendevano da nessuno perché noi eravamo diventati un gruppo autonomo. Ho capito. E questo gruppo autonomo sostanzialmente da chi era sorretto, capeggiato? Stavamo io, mio fratello, Pellegrino Valentino, Felicino Domenico, di Sarno Giancarlo. Avete un rapporto? Ci avevamo collegato con i Verdi di Sant'Antimo. Ho capito. Senta, prima di questa scissione, da chi prendeva ordini, parliamo dell'ultimo periodo quindi, da chi prendeva ordini come clan? Da Bidognetti. Da chi? Da Bidognetti Francesco. Bidognetti Francesco quando era detenuto da chi era sostituito come reggente? Era sostituito dal figlio Bidognetti Daniele e da Bidognetti Domenico, soprattutto da Bidognetti Domenico. Qual era il rapporto tra Agnello Bidognetti e Bidognetti Domenico per quanto riguardava la reggenza del gruppo Bidognetti? A senza di Bidognetti Francesco comandava Bidognetti Domenico. Era lui che faceva capo per Bidognetti Francesco. E scusi, siccome ha citato anche Agnello Bidognetti, che ruolo aveva Agnello Bidognetti? Agnello Bidognetti? Aveva anche lui un ruolo di capo, diciamo, che prendeva i basciati dal padre e comandava, partecipava a omicidi, cose. Quindi può chiarire chi è, cioè formalmente il capo era Bidognetti Domenico, ma aveva un ruolo anche Agnello Bidognetti, dunque? Sì. Ho capito. Senta, lei quindi praticamente riceveva gli ordini da entrambi o da uno in particolare dei due? Io gli ordini ricevevo da Bidognetti Agnello, che lui stava in contatto con il padre, però me lo riferiva anche a Bidognetti Domenico. Lui, dopo Bidognetti Agnello parlava anche con Bidognetti Domenico. Ho capito. Quindi erano, diciamo, riceveva ordini da due persone lei di fatto? Quando Bidognetti Agnello mi dava un ordine a qualcuno di noi, no? Comunque ne prendevamo sempre conferma con Bidognetti Domenico, perché lui che aveva rapporti con i clan Schiavone, cose, per non metterci in qualche errore. Quindi per sicurezza l'ordine di Bidognetti Agnello veniva doppiato dalla conferma di Bidognetti Domenico. Senta, lei operava principalmente in quale zona? Zona di Trentola, Parete. Poi quando stavo con Bidognetti Casale, Castelvolturno, Cancello Arnone. Senta, quando era... Domiziano.
Domiziana. Senta, anche a Casal di Principe operavate? Sì, operavamo anche a Casal di Principe, quando stavamo con Bidognette, Sì, certo. Senta, Bignonetti Francesco, sa come facesse a far giungere le ambasciate a Bignonetti Agnello dal carcere? Giungevano le ambasciate a Bidognette Agnello dal carcere. No, come so io che arrivavano tramite gli avvocati? Quello che sa lei è che arrivavano tramite gli avvocati. Comunque Bignonetti Agnello diceva di aver ricevuto le ambasciate da Bignonetti Francesco. Sì. Senta, lei ha avuto rapporti con la famiglia dei Russo di Casal di Principe? Sì, ho avuto non rapporti molto stretti, ma ho avuto rapporti. Quando e con chi in particolare? Con Giuseppe Russo, che ci siamo incontrati parecchie volte. A partire da quando? E A che ruolo Casale. aveva? A che... Il ruolo di riunione, vuoi dire che lui frequentava più la famiglia Schiavone, però quando stavamo tutti quanti uniti, lui prendeva ordine da Schiavone, noi prendevamo ordine da Bidognette, però a volte ci siamo incontrati in mazzeria insieme a tanta gente, insieme ai loro miei capi. Come? Insieme ai capi. Ho capito. In che periodo risale la filiazione di Giuseppe Russo? E io so che Giuseppe Russo è figliato dall'84-85. Lei lo Siamo conobbe? un componente della famiglia Schiavone, mi sembra. Lei lo conobbe in carcere o da libero? Giuseppe Russo l'ho conosciuto sia in carcere e sia da libero. Senta, dove avvenivano questi incontri con varie persone, vari vertici cui partecipava anche Giuseppe Russo? Nella masseria di Francesco Schiavone Junior e poi nella masseria di Bidognetti Francesco. A volte l'ho incontrato parecchie volte a casa di Francesco Bidognetti. Degli Schiavoni chi partecipava a questi incontri tra vari soggetti, diverse famiglie? Cosa parlavamo? Sì, degli Schiavoni chi partecipava? Partecipavano Francesco Bidognetti, i figli, Diana, i fratelli Diana, E io, mio fratello, Pellegrino Valentino. per conto degli Schiavoni chi partecipava? Per conto dei Schiavoni partecipava Giuseppe Russo, Egide Coppola, Maria Fifì, Mariovene Mario Rififì, ed altri che ora non mi vengono i nomi, dottore. Mario Iovine, Ma comunque Rififì. parecchi. Ho capito. Senta, ha detto Mario Rififì, Mario Iovine Sì. Rififì, intende? Sì, ho detto Mariovene Rififì, Presidente. Senta, ricorda se ha mai incontrato anche Schiavone Francesco detto Cicciariello in queste riunioni? Sì, soprattutto Schiavone Cicciariello, sì. Quindi soprattutto lui, ho capito. Senta, ha conosciuto altri componenti della famiglia Russo, altri fratelli di Giuseppe Russo? Sì, conosco Massimo Russo. L'ho conosciuto in carcere la prima volta nel 97. L'ho conosciuto che aveva dei ruoli del clan Massimo Russo? Sì. Era stato arrestato, quindi vi siete incontrati in carcere per la prima volta. Per cosa era stato La arrestato? prima volta ci siamo incontrati in carcere. Per cosa era stato arrestato? Lui mi sembra che era stato arrestato per porto d'arma abusivo per una mitraglietta, un paio di loro, insieme ai corvini, mi sembra. Senta, qua aveva il soprannome Massimo Russo?
Non ho capito, dottor, scusa. Aveva un soprannome Massimo Russo, qual è il soprannome di Massimo Russo? Paperino, Massimo Russo Paperino. Paperino. Conosciuto altri componenti, fratelli di Russo Giuseppe, della famiglia Sì, Russo? sempre in carcere conosco a Francucci, a Franco. L'ho conosciuto in carcere. Aveva dei ruoli anche Francesco Russo? Che io sappia, che mi è stato detto che lui, a mancanza di Giuseppe, ci stava Massimo e Franco. Quindi erano quelli che succedevano a Giuseppe Russo quando era detenuto, intende, in mancanza? Giuseppe Russo, sì. Quando era detenuto? Sì, mi scusi, dottor. Addirittura mi sembra che c'era anche un altro fratello più piccolo che pure stava nella famiglia che faceva reati, eh? Chi è? Corrado Russo? Sì, un altro fratello più piccolo Russo che non mi ricordo il nome comunque. Corrado Russo? Corrado Russo? Si ricorda? Corrado Russo, sì, scusa, grazie, Corrado, sì, Corrado. Del ruolo di Corrado Russo, chi gliel'ha parlato e dove ne ha sentito parlare? L'ho sentito parlare in carcere. Da parte di chi? L'ho sentito parlare in carcere. E in che periodo? In verità probabilmente di Corrado Russo probabilmente l'ho sentito parlare 2008-2009. 2009, Ho sentito che stava quest'altro fratello che... Da chi ne ha sentito aveva parlare? le reti in mano. Da chi ne ha sentito parlare? Comunque, siccome frequentava sempre persone di Michele Zegari e cose, ho sentito parlare da Michele Barona, da Guidone Antonio, Caterino Massimiliano, Fontana, da questi qua. La famiglia Russo dove era operativa nel periodi, se aveva una sua spazio di operatività specifica? Era operativa a Gricignano Taversa, Gricignano, Grum, Sant'Arpino. Questo da quando? Quasi pure accesa. Questo da quando che lei sappia? Che io sappia, questo è dal 2000-2001. E come era organizzata? È una sorta di capozona? Erano di questa zona qui? Scusa, quando è stata fatta la basonata là, loro si avevano preso loro la zona di Gricignane e poi si limita attorno. C'era stata assegnata quella zona proprio dagli Schiavoni. Quindi facevano riferimento diretto agli Schiavone? Sì. Senta, quando Corrado Russo, per quello che lei seppe, cominciò ad avere un ruolo, erano liberi o detenuti Russo Massimo o Francesco Russo? Erano detenuti. Quindi ha sostituito i fratelli praticamente? Sì, e così si parlava che sostituiva i fratelli questo Corrado, questo più piccolo. Chi è che decise che quelle zone dovessero fare capo ai Russo, Gricignano e le zone attorno a Gricignano? Quale zone? Chi è che decise di assegnare la zona di Gricignano ai Russo? Gli Schiavoni. Chi? Ricorda chi? Se ci fosse un reggente del periodo. Comunque io ripeto, il 2000 che io stavo in carcere, il 2000-2001 che stavo in carcere a Benizi Irpino, no? Allora io ho saputo che erano state cambiate le zone e che erano state assegnate parecchie zone, sia come per Michele, era uscito dal carcere
Schiavone Francesco Junior, era uscito dal carcere e aveva messo parecchie cose apposta che aveva segnato delle zone. Questo io l'ho saputo in carcere 2001-2002 da Alessandro Cirillo. E in queste cose mi specificò che anche la zona di Trentola, come il mio paese, era stata assegnata a Michele Zaccaria, come Frignano Piccolo, era stata assegnata a Antonio Owen, Casaluce, le zone della Domiziana e Bidognetti, e le zone Gricignane, Cesa, Aversa, era stata assegnata alla famiglia Russo. Ho capito, quindi il periodo che ha già riferito. Senta, più o meno il gruppo dei Russo di quante persone di quante persone era composto? Io ho conoscenza che il gruppo Russo era un gruppo, si era fatto un gruppo grande, un gruppo pericoloso, però al di fuori che io conoscevo perfettamente, per esempio Luquariello Orlando, la famiglia di Luquariello Orlando, e la famiglia che non mi viene il cognome, scusateci, Autiero? Sempre di Gricignano, Autiero Andrea, sì, i fratelli di Autiero Andrea. Poi so che ne disponeva ancora degli altri, però non so dirvi i nomi. Ho capito. Senta, i rapporti preferenziali dei Russo nella gestione di Gricignano con chi erano? Con gli Schiavone? E quali erano i rapporti con Zaccaria, se ve ne erano? Allora, i russi, i rapporti che tenevano i russi tenevano sempre con gli Schiavoni. I rapporti che loro tenevano con gli Zaccaria, penso che non erano rapporti buoni. Questo chi glielo disse, chi glielo fece capire o sapere? Sì, perché quando io sono uscito dal carcere di Avellino ho avuto conferma di queste cose. Quando io sono uscito dal carcere di Avellino nel 2004 di dicembre e mi venne a trovare a casa Massimiliano Caterini, che era il braccio destro di Michele Zaccaria, e mi ha messo a corrente di parecchie cose. E quindi mi dicevo quale zona aveva Michele e quale zona avevano gli altri. E quindi le ha dato l'hanno informata di queste vicende? Sì. E mi disse pure che c'era la zona di Aversa, se posso parlare, tutto, scusate. Prego. Posso andare avanti? Prego, dica. Mi disse che c'era la zona di Aversa, che siccome era scoperta ci stavano delle persone che non riuscivano a controllare questa zona di Aversa, e mi chiese, ha detto Michele, se tu puoi controllare questa zona, ci puoi fare questa cortesia e cose. Io veramente mi rifiutai perché non volle entrare in quelle situazioni, perché a Aversa abitavano anche due miei cognati, sia Mastrita Antonio che Coscione Luigi. Allora disse, cosa mi devo mettere a fare? Mi devo mettere contro la famiglia. Allora disse, no, guarda che lo lascia stare Aversa, non voglio entrare in questo contesto di dirigere Aversa. Ho capito. Senta, lei ha avuto modo di conoscere personalmente o sentir parlare di Nicola Cosentino? Sì. Quando, da chi, se lo conobbe? Allora, dottore, quando gli anni 90 io sono stato a casa di Nicola Cosentino, diciamo se era la casa paterna, dove vendevano la nafta, gasolio. Sono stato con Bidognetti Domenico, siamo andati a cambiare degli assegni. E sono stato 4-5 volte che siamo andati a cambiare questi assegni, però in una sola volta ci stava Nicola Cosentino pure, che Bidognetti mi presentò, disse questo è Nicola Cosentino, il nostro politico. Però quando noi davamo le assegne
ora che ricordo benissimo, era un altro fratello di Cosentino, quello che ci cambiava le assegne. Quindi praticamente lei quante volte più o meno è andato con Bidognetti Domenico a cambiare gli assegni e che periodo? Periodo 90, 91, ma questi periodi qua, dottor, non mi voglio confondere, nei primi anni 90. Cioè, periodo gli anni 90 intende o ricorda più o meno quante volte c'è andato, se riesce a ricordare? Io che riesco a ricordare sono stato, insieme a Bidognetti Domenico, sono andato 4-5 volte. 4-5 Siamo andati sia a portare, siccome stavamo sempre insieme con Bidognetti Domenico, vi confermo questo. Andavamo sia a portare le assegne sia a ritirare i soldi dopo i cambi di assegne. Non ho capito, scusi, andavate a portare? Allora, andavamo sia a portare le assegne, Sì. assegni, e sia a ritirare i soldi dei cambi degli assegni. Ah, ecco. Posso spiegare questo, diciamo, cambiavate gli assegni in soldi, in denaro contante? Sì, ma adesso mi specifico meglio. Noi portavamo 70, 80, 100 milioni di assegni, allora lira, no? E andavamo il giorno precedente e ci andavamo a prendere i soldi, perché le assegni erano tutto postate, erano assegni, purtroppo erano assegni che noi ci davano in pagamento, assegni delle istruzioni, che prendevamo in pagamento, assegni postate dalle imprese, no? E li cambiavamo. Ho capito. Questi assegni da dove provenivano? Come ho riferito, sono assegni che ci davano i costruttori, assegni delle istruzioni, provenienza esclusiva. E mi scusi, era della disponibilità nel cambiare gli assegni, al di là di quello che ha preso direttamente, gli è stato detto da chi? Che cambiava gli assegni. Sì. Ci le portavamo noi, perché Bidognetti Domenico veniva comandato, per esempio, aveva questi assegni e dal cugino, oppure in campagna si incontrava con il cugino, con gli scioni, tutti. Dice: guarda, sono 500 milioni di assegni, cambiano 100 da Domenicana, scusate che parlo così, dottor, 100 da Domenicana, 100 da Passarella, 100 da un altro, per riciclare tutti i soldi per fare noi i conti a fine mese, oppure servire i soldi nella cassa del clan. Riesce a ricordare meglio il periodo? Lei ha indicato gli anni 90, riesce a ricordare meglio questo periodo, se è in grado? Dottore, erano i primi anni 90, il periodo preciso non posso specificare, ma erano i primi anni 90, 90, 91, ma questi erano... Farle ricordare il dato, lei ha indicato nel verbale del 23 settembre 2010 ADR, tra i politici di livello nazionale sono a conoscenza soltanto dei rapporti negli anni 92-93 tra Bidognetti Domenico e Cosentino Nicola. In quel periodo io appartenevo al clan Bidognetti e Bidognetti Domenico aveva un ruolo elevato nel clan. Quindi dal verbale appare apparentemente del 92-93 questi incontri, se riesce a ricordarlo. In un altro verbale, sempre questa volta del 15 gennaio 2011, chiedo scusa pubblico ministero, questo verbale del 15 gennaio 2011 è un verbale di cui io non ho traccia, non è stato oggetto di avviso di deposito, non so nemmeno che esista. Trascrizione integrale. E non c'è mi perdoni, perché Chiedo scusa, trascrizione integrale di che cosa? Un interrogatorio del 15 gennaio 2011.
non è oggetto della lista né dell'avviso di deposito, non ne faccio una questione formale, ma io lo ignoro questo verbale, perché lei nella lista testi c'è un unico verbale, che è quello si fa riferimento ad un'unica dichiarazione resa in data 24 settembre 2010, poi in sede di avviso di deposito di atti, avviso che io non ho avuto, ma in verità non li ho quasi mai, questi avvisi, l'ho avuto però l'avvocato Montone, me lo ha fatto avere in copia, si fa riferimento a un verbale, avviso di deposito, verbale redatto in forma stenotipica, udienza tenuta il 13 gennaio 2012 avanti alla quinta sezione di Corte Assise, che è stato oggetto di accordo positivo. Quindi io questo ulteriore verbale non sono in condizione di interloquire perché non lo conosco. Sì, va bene, glielo presenterò per il controesame, tanto credo che non saremo in grado di fare il controesame in giornata. Non c'è bisogno che me lo deposita, se me lo appunto me sì. Copia, no, glielo depositiamo, se glielo faccio vedere. Le chiedo scusa ma non lo conosco proprio. Vi faccio vedere il controesame, sono 3 pagine, non è molto breve. Senta, Scusate, posso fare una dichiarazione spontanea? mi dica se è pertinente alla domanda che le ho fatto, sì, è il periodo. Sì, per quanto riguarda che io ho detto 90, 91 e 93, comunque noi ci andavamo spesso, ho detto che ci andavamo spesso, ma io ci sono andato anche un sacco di volte fino al 95. Ho capito. Quindi diciamo il periodo è a partire dagli ampio. anni 90 ma fino al 95 come ho dichiarato. Ho capito, perché lei nel verbale reso alla Corte di Assise quinta sezione il 13 gennaio 2012 ha indicato, pagina 57, ha indicato rispetto a quello che apprende a Bidognetti Domenico, dice: questa è una persona che andrà molto in alto, conosce molta gente, influente, politici, l'indomani ci aiuterà pure, un giorno che lo dobbiamo votare pure, lo dobbiamo far salire perché doveva salire alla regione una cosa del genere. Che periodo colloca questo incontro? Prima della guerra, il 95, dal 93 al 95, tutti questi periodi qua, dottore, scusate, io stavo spesso a Casal di Principe quando c'è stata la scissione, eccetera. Quindi tra il 93 e il 95 riguarda tutto ciò? Sì. Sì. Ho capito, quindi il periodo è questo, è esteso tra gli 92 e 95 praticamente. Dal 92 al 95, 93. Ho capito, quello è il periodo, va bene. Ci sono stati quindi una pluralità di volte che si è recato una pluralità di occasioni. Mi ascolti, Cantore, più occasioni in cui si è recato presso questo deposito. Più occasioni, sì. Senta, ma per comprendere, lei rimaneva in macchina, accompagnava Domenico Bidognetti, come accadeva tendenzialmente la cosa del cambio assegni? Scendevamo tutti e due dalla macchina. Scendevamo tutti e due dalla macchina. Sì, scendevate tutti e due dalla macchina. E entrambi parlavate con la persona con cui cambiava assegno oppure soltanto Bidognetti Domenico? No, parlavamo tutti e due, entrambi parlavamo con la persona che cambiava assegni. E scusi, quindi chi era la persona da cui cambiavate assegni? Allora, quello che cambiava assegni era il fratello di Cosentino. Il nome lo sa? Se non vado errato, si chiama Giovanni Cosentino. Senta, volevo comprendere, venivano cambiati immediatamente questi assegni o no? Dottore, ci rimanevano gli assegni e il giorno precedente andavamo a prendere i soldi. Ho capito. Senta, volevo sempre qui sapere, le è stato anche presentato in un'occasione? E mi fu presentato allora Nicola Cosentino in un'occasione a casa tua là, a casa paterna. Nel deposito o in un'altra occasione diversa? Mi fu presentato nel deposito. Se mi posso specificare meglio, dottore, disse Bidognetti Domenico vicino a me, ti presenta Nicola Cosentino. Io disse: piacere Franco. Disse, e poi quando ce ne siamo andati disse: guarda, queste l'abbiamo fatta candidare alla provinciale, però fra non molto lo dobbiamo fare andare più in alto.
Questa fu la parola che mi disse fra non molto la dobbiamo far andare più in alto. Glielo disse chi? Ma non so, Glielo disse chi? così mi disse Bidognette vicino a me. Un attimo solo, senta, lei ha detto prima a casa di Nicola Cosentino, adesso ha detto a casa paterna. Ci vuole spiegare bene dove è il luogo dove lei si è recato? Mi sono recato a Casal di Principe. A casa di chi? A casa di Cosentino, a Casal di Principe. Sì, si ricorda la casa, la casa qual è? Sì, la casa stava sul vialone tra Casano e Villa Literno, la strada che porta a Villa Literno. Qui in quella casa chi abitava? Ci abitavano i Cosentini, Presidente, noi Quindi- gli chiamavano i americani là. Sì. C'è la casa di americana, che per gli americani sono i Cosentini. Quindi era la casa della famiglia di origine del Cosentino. Sì. Vabbè, prego, pubblico Scusi, io non ho ministero. capito perché poc'anzi mi è sembrato che abbia fatto riferimento al deposito. Cantone, mi sente? Dove stava la casa stava anche il deposito. Ah, quindi praticamente sta parlando dello stesso luogo, praticamente. Il deposito sta di fronte alla casa. Cantone, mi sente? Sì, sì. Dottore, sto parlando dello stesso luogo, ci stanno degli appartamenti, ma quello è un luogo grande, è grandissimo quel luogo. Ci stanno degli appartamenti e ci stanno dei depositi. Ci sono degli appartamenti e dei depositi, ho capito. Senta, quindi sa qual era il nome di questo deposito, questa attività? Il nome non me lo ricordo il nome del deposito come veniva chiamato. Però quello che loro trasportavano una nafta, petrolio. E senta, per comprendere, il verbale del 23 settembre 2010, lei ha indicato per la precisione, qualche volta sono sul fatto se scendeva sempre dalla macchina o meno, lei ha indicato qualche volta sono sceso dalla macchina, sceso ed ho accompagnato Biglietto Domenico, ad altre volte non sono sceso dall'auto. In un'occasione fui anche presentato a Nicola Cosentino come suo amico. Quindi vorrei comprendere, gli incontri sono tanti, a volte rimaneva in auto, a volte andavo, ho sempre andato insieme a Domenico Bidognetti. A volte quando stava che dovevamo fare una cosa più presto, lui scendeva un minuto, ma già stava nel cortile, quello che ci dovevamo dare le segne. Ci vedevamo e ce ne andavamo. E sempre che scendevo lì. A volte aspettavamo un pochettino e scendevo pure io dalla macchina, che attendevamo un pochettino che uscisse questo per cambiare le assegne. Il fratello di Cosentino. Senta, ricorda, scusi, l'ha già parzialmente detto, in quale tornata elettorale doveva essere sostenuto Nicola Cosentino? Ma lui mi disse, Bidognetti disse così, mi disse che l'avevano sostenuto nelle provinciali. Disse però questa persona è una persona nostra, deve andare alle regionali, a Roma. Così mi disse. Disse più avanti che farà le votazioni lo dobbiamo aiutare tutto. Solo sempre per comprendere, il verbale del 23 settembre 2010 lei ha dichiarato, sempre in quel periodo si parlava del fatto che doveva essere candidato per le elezioni regionali. Vorrei comprendere, erano provinciali, sì, regionali e nazionali o erano soltanto, per quello che lei ricorda in questo periodo, le regionali? Sì, quelle che io ricordo sì, erano così. Cioè? Così cosa? Quelle che io ricordo erano le regionali ultimamente, dottore. Cioè vorrei comprendere, oggi ha indicato praticamente provinciali, regionali e ipotizzata anche nazionali, per quello che ha detto adesso. All'epoca ha citato, solo per comprendere, per quello che lei ricordava nell'interrogatorio,
testualmente, sempre in quel periodo si parlava del fatto che doveva essere candidato per le elezioni regionali. Volevo capire se sono tutte e tre, se sono vari colloqui, se è l'unica che ricorda le regionali, solo se mi può spiegare questa cosa. Allora Presidente, dottor scusate, Prego, si preoccupi. io che mi ricordo che Vitognette disse vicino a me l'abbiamo fatta candidare alle provinciali, poi adesso è più troppo, volevo dire prima, mi è venuto in mente che non so, che più troppo non l'ho detto negli atti, se posso riferire una cosa che mi è venuta in mente. Prego. Però non mi è venuto in mente quando stavamo facendo. E mi dica quello che le è venuto in mente dopo. Riguardo queste provinciali, così mi ha detto il Vitognette vicino a me, quando dice l'abbiamo fatta salire alle provinciali, però questo deve fare altre elezioni, o regionale o nazionale, adesso non ricordo bene, però ricordo più regionale mi sembra. E fu in 1995, tant'è vero, che De Simone Dario non era ancora collaboratore e venne a casa mia un certo Picone Vincenzo, un vicino di Trento Docente, che è anche il fratello nella politica, Nicola Picone, e venne proprio, mi sembra che dovevano fare le votazioni proprio a Cosentino e dovevamo dare una mano a Cosentino, se non vado per erato. Era il 95, se non vado per erato, dottor. Mi ricordo che venne Nicola Picone e parla proprio di appoggiare questa elezione a Cosentino. Perché venne da lei a dirle queste cose? Venne da me perché Nicola Picone era uno che stava sempre vicino a Dario De Simone. All'epoca Dario De Simone non si poteva tanto muovere e disse: guarda che dobbiamo dare questa mano ai casalesi per ci far pigliare questi voti. Questo è quello che io mi ricordo. Ma le chiese qualcosa in questo? Le chiese qualcosa a lei? Gli chiese a noi di dare una mano, perché noi stavamo a Trento, di dare una mano a far prendere quanti più voti potevamo far prendere a Cosentino. Lei prese questo impegno? Sì. Lo attuò? Ci impegniamo sia mio fratello Pellegrino, si impegnava sia Felice Domenico pure, per Parete. Comunque ci prendemmo questo impegno e facemmo qualcosa. Non so quanti voti presi, ma al Trento comunque gli dammo una mano. Senta, ma De Simone Dario ha detto che non poteva muoversi in qualcosa del genere. Che cosa aveva? Che problemi aveva? Perché si rivolsero a lei e non a De Simone? Non ho capito, ha detto qualcosa su De Simone forse? E De Simone mi sembra che era latitante per quell'epoca, o era latitante, non aveva cominciato la collaborazione, aveva detto, che De Simone non aveva ancora iniziato la collaborazione. Ha detto anche un'altra cosa, quindi... E adesso ha detto che era latitante, che... Senta, volevo comprendere, voi avete riferito, siete stati in grado di riferire ciò a De Simone Dario, oppure è stato un impegno che vi siete presi voi direttamente? No, abbiamo avuto queste ambasciate che ha portato Enzo Picone sia da Dario sia dai casalesi, perché Enzo Picone è un ragazzo che frequenta proprio i casalesi, frequentava Dario De Simone come frequentava tutti i casalesi, era molto abile su queste cose. Quindi veniva già da voi perché aveva già riferito ad altri, o comunque aveva già preso da altri? Veniva da noi perché già aveva messo a corrente sicuro pure Dario De Simone, per dire dei malapete, dei cantoni, ci dicevano così a noi, no? Ho capito. Senta, ricorda, tornando un attimo al cambio assegni, che macchina aveva in uso Vitognette Domenico con cui vi siete recati, se vi siete recati da Cosentino Giovanni? Dottor Vitognette Domenico lui aveva sempre una macchina grande, camminava spesso con una croma. Non capito, con una croma.
Senta, volevo comprendere, ricorda se ha avuto modo anche di vedere denaro contante da parte Io ho avuto modo di vedere? Di vedere quando cambiate assegni ricevere denaro contante? Sì, perché quando bisognava andavamo nella macchina, io stavo al lato del cruscotto, mi prendevo i soldi e li mettevo al lato del cruscotto, li mettevo nel cruscotto. E lui a volte diceva vicino a me, per stasera dobbiamo portare 500-600 milioni là, ci sono altre assegni da cambiare da altre parti, che poi non ci andavo io. E per la sera dovevano portare 500-600 milioni ai capi, in campagna, che dovevano mettere i soldi nella cassa per fare i conti. Sa dirmi per esempio orientativamente se ha avuto modo di sapere quanto era una somma di denaro che era stata cambiata e ricevuta in contanti dopo queste visite? La somma che io ho toccato con le mie mani era una persina di 70-80 milioni, 100 milioni di lire, che noi siamo presi dal deposito e ce l'abbiamo portato. Sempre su questo verbale, solo per comprendere bene il dato, 23 settembre 2010, lei ha dichiarato, solo per comprendere bene i valori, e poi le chiedo anche una precisazione: Cosentino Nicola cambiava immediatamente questi assegni con denaro contante. Ricordo che si trattava di somme rilevanti. A rilettura, ricordo che in un'occasione Domenico Bidognetti, dopo essere stato tornato nella macchina ad aver cambiato gli assegni, gettò una mazzetta di denaro sul cruscotto dicendo che erano 50 milioni di lire. Certamente Cosentino era in grado di cambiare qualsiasi assegno anche di ingente valore. Questa è la volta che indica 70 milioni, come ha riferito 50 milioni all'epoca? Sì. Questo in che verbali? 23 settembre C'è 2010. stato sempre, dopo abbiamo messo i soldi sul cruscotto, l'abbiamo fatto sempre così. 8. Ma non è che li contavo. Vabbè, solo 50, per capire, 70, 70. la vicenda era questa oppure un'altra vicenda che ha visto un'altra somma di denaro diversa da questa, altri 70 milioni? E ci sono state 5-6 volte, 4-5 volte, l'ho visto 3 volte pure i soldi. Ah, ho capito. Quindi scusi, quindi l'ha vista più volte, diciamo, somme di denaro ingenti. Sì. Senta, mi scusi, esattamente se lei, cioè praticamente mi spieghi bene con chi parlavate, visto che mi ha detto che stavate insieme, dei Cosentino, a chi rivolgevate presso questo deposito? Quando noi andavamo sul deposito, allora io stavo con Bidognetti Domenico, dice andiamo sul deposito che dobbiamo cambiare le assegne. Andavamo sul deposito, c'era per esempio una persona là che era il fratello di Cosentino e lui ci dava questi assegni in mano, già sapeva tutto l'imbasciata. Ripeti, in un'occasione stava anche Cosentino, in un'occasione. Ma parecchie volte i assegni li abbiamo dati in mano al fratello di Cosentino che cambiava questi assegni. Ho capito. Però mi faceva capire Bidognetti, che poi io non ce lo chiedevo fino in fondo, che era la stessissima cosa, questa famiglia ci cambiava le assegne ai casalesi, perché era una famiglia potente, aveva i soldi, una famiglia che si metteva a disposizione con i clan, come il clan si metteva a disposizione con loro. Questo è quello che io ho capito, non è che questi ci cambiano le assegni per così. Senta, quella volta che le fu presentato Nicola Cosentino è quella volta che lo incontra al deposito? Sì. Quindi l'ha visto una volta sola praticamente o più volte? No, l'ho visto quella volta sul deposito. Ho capito. E senta, questa utilità, per quello che le diceva Benedetto Domenico, qual è il vantaggio, diciamo, quello che le diceva sul conto di Nicola Cosentino, Domenico Bidognetti? Che Cosentino doveva diventare un pezzo grosso che doveva finire a Roma, poi doveva diventare un politico grande. Non ho capito, scusi? Che doveva diventare un politico grande. Un politico grande, ho capito. Aveva delle amicizie importanti, amicizie con Berlusconi, amicizie importanti. Le spiegò quali erano i vantaggi da trarre dal sostegno al Cosentino Nicola? Non ho capito bene la domanda. Le spiegò quali erano
le utilità che si potevano trarre da questo sostegno, Domenico Bidognetti? Le utilità che si potevano tirare è che andava bene il clan, uscivano a parte, uscivano tante robe, a parte per i clan, tutta questa roba qua, espropria, una cosa, leggi che potevano passare, leggi sempre a favore del clan, cosa a favore del clan. Senta, sapeva i rapporti di Cosentino Nicola erano con chi erano esattamente, per quello che lei sa o le è stato detto? Rapporti? I rapporti di Nicola Cosentino con chi erano rispetto al clan, per quello che sa o che gli è stato detto? Erano con Bidognetti e con gli Sciaoni. Per tutti i clan erano i rapporti che l'aveva. Sia per Bidognetti sia per Sciaoni. E sa... No, però sì, c'erano rapporti, perché noi abbiamo parlato solo di un cambiassegni e di un appoggio. Vabbè, visto che Bidognetti Domenico il rapporto evidentemente c'era... Sì, ma come lo sa? Cominciamo a dire come lo sa. Mi può dire quali sono le sue fonti appunto di queste informazioni? Come so che hanno il rapporto con gli Sciaoni e Bidognetti? Oltre a quello che ha detto... Cioè per gli Schiavoni, perché lei già ha parlato delle occasioni in cui aveva di fatto conosciuto questo tipo di realtà e di rapporti. Per gli Schiavoni chi gliel'ha detto che c'erano dei rapporti pure con gli Schiavoni? C'erano rapporti con gli Schiavoni? Signor Presidente, quando noi andavamo a cambiare le segne, le segne erano sia dei Schiavoni e sia di Bidognetti, perché quando andavamo nella masseria stava sia Bidognetti sia Schiavoni. Scusi, come faceva a segni capire... che era del clan che doveva fare i conti. Cantore, mi scusi, come faceva a capire a chi si riferivano questi assegni? Mi faccia capire, non ho compreso come facesse a, diciamo, a targare un assegno. Perché quando andavamo a cambiare questi assegni già noi parlavamo nella macchina, questi sono assegni che dobbiamo fare i conti per questo mese e dobbiamo cambiare questi assegni. Questo era prima della scissione del gruppo Bidognetti dalle casse, quindi la separazione delle casse del clan? Bidognetti Schiavone? Sì. Ma la scissione tra Bidognetti e Schiavone quando c'è stata? No, mi scusi, no, ho detto era prima di quando sono separate. Lei sa se le casse del clan Bidognetti sono state separate a un certo punto dalla cassa comune del clan che faceva capo a una cassa unica? Sì, ma questo è stato fatto poi dopo. 97-98. Quindi questo è precedente. Questo è precedente. Senta, lei ha avuto informazioni in carcere, ha avuto rapporti in carcere con Massimo Russo? Sì. E le parlò di qualcosa? Anche con Massimo Russo ho avuto modo di parlare di Cosentino, che lui mi disse che era un suo parente, che aveva della parentela con Cosentino, e mi disse: guarda, questo mio parente sta diventando grande e sta diventando proprio il braccio destro di Berlusconi, che figurati, e non ci dobbiamo preoccupare dei collaboratori, perché eventualmente i collaboratori li distruggono proprio, che c'è una legge che distruggono i collaboratori. E mi faceva capire che Cosentino era un suo parente, ma non capì in che modo parente, però mi faceva capire che c'era una parentela tra i russi e Cosentino. Senta, che periodo risale questo incontro in carcere? Quando è stato? Sì. L'ultimo arresto che ha fatto Massimo Russi nel 2009. Se non vado bene, il 2009. 2009. Dove eravate quando vi avete preso delle confidenze? Eravamo a passeggio a Santa Maria Capovetere.
Senta, oltre a questa questione della distruzione di collaboratori, le ha detto qualcos'altro circa delle utilità, vantaggi o altro? Mi diceva sempre, mi ingrandiva Cosentino dicendo che metteva parecchie cose a posto, dice non ci dobbiamo preoccupare, sistemiamo i fatti dei collaboratori, sistemano tutto, che arriveranno soldi. Questi sono i discorsi che facciamo tra di noi quando siamo detenuti. Arriveranno soldi in che senso? Da dove arriverebbero? Secondo quello che diceva Massimo Russo, da dove sarebbero arrivati quei soldi o arrivavano quei soldi? Sarebbero arrivati i soldi, sarebbero arrivati sempre da Roma, che arrivavano soldi per i comuni, che si lanciavano un'altra volta le attività imprese come una volta. Non ho capito, scusi. Che arrivavano i soldi arrivavano, si lanciavano un'altra volta le imprese come eravamo una volta, perché una volta le imprese erano diverse, arrivano i soldi ai comuni, si fanno i lavori e usciranno sempre più imprese, no? Le disse qualcos'altro in relazione a queste agevolazioni e aiuti che gli avrebbe fatto Nicola Cosentino? Non ho capito, dottore. Mi disse qualcos'altro, qualche altro dettaglio, oppure qualcosa di ulteriore rispetto a quello che sta dicendo oggi? No, questo è quello che so. Perché lei nel verbale... No, Pubblico Ministero, se si può appuntare, perché sono le 16:35. Va bene, mi appunto. D'altro canto c'era comunque un ostacolo a